Quarta sconfitta consecutiva e un Udinese che non riesce più a ritrovarsi dopo quel filotto fatto di tanti risultati utili consecutivi e tanti punti che ti avevano permesso di arrivare a quota 40 in tempi rapidissimi e per certi versi forse anche inattesi in estate dopo la pessima stagione dell'anno scorso. Ecco che c'è questo filotto negativo che culmina con una pesantissima sconfitta per 4-0 contro il Milan tra le mura amiche. Una partita che non ha praticamente quasi mai avuto storia, ogni tanto l'Udinese ha avuto qualche moto d'orgoglio ma con tanta confusione. In generale il Milan ha dato proprio la sensazione di poter pasteggiare senza troppi problemi contro un Udinese che deve cominciare a ritrovarsi. Abbiamo assistito alla conferenza stampa di uno Jaka Biol che era visibilmente contrariato, così non va bene. E lo sa anche Runjic, che però è colui che è deputato adesso a capire come invertire la rotta. Oggi ha provato questo 3-5-1-1 con Attà trequartista, tra i pochi che forse sono salvabili in una prestazione in generale molto brutta, lui, Solé, probabilmente Castrom che ci ha messo garra nei momenti più complicati, ma in generale poco, e a questo punto io mi chiedo, e lo chiedo anche al buon Alessandro, se non sia il caso veramente di cominciare a testare i ragazzi che ha in panchina, tipo Pafundi, tipo Bravo, perché qui qualche motivazione nuova probabilmente va trovata. Guarda Davide, hai detto bene anche sottolineando le parole dello stesso Biol in conferenza stampa, che ha ammesso che a questa squadra forse stanno mancando un po' di motivazioni e non c'è cosa peggiore, nonostante la quota 40 sia raggiunta e con essa anche la salvezza, perché non possiamo pensare con altre 6 partite davanti e soprattutto le 4 già passate di vivercela così fino a fine stagione. È vero che gli obiettivi ora non sono dei più importanti, penso quota 50 punti, sì, la parte sinistra della classifica, quindi non c'è nessuna ambizione europea ormai da diverse settimane, non possiamo pensare però di vivercela così fino alla fine. Una squadra che è apparsa demotivata in una gara con un'altra squadra in crisi che però ha dominato in lungo e in largo sfruttando i tanti nostri errori e le tante nostre disattenzioni. Come dici bene tu, forse da qui alla fine la cosa che si può cogliere, ciò che ci resta, è quella di testare appunto i giovani, lo diciamo già da diverse settimane. Io penso anche a Profondi oggi, che si pensava potesse trovare più spazio rispetto alle ultime uscite, è entrato un quarto d'ora dal finale ed è poco, soprattutto in una gara così difficile, è poco per incidere. In generale, purtroppo dal punto di vista tecnico oggi c'è ben poco da dire, nel senso che l'Udinese qualche azione interessante l'ha anche provata, 2 o 3 traversoni Lucca li ha anche intravisti, di cui uno sospetto con una trattenuta, ma lo stesso Runjic non ha voluto commentare l'episodio, anche perché non è sicuramente per quello che è arrivato questo pesantissimo poker, però in generale troppe poche idee ben confuse e sinceramente a parte l'aspetto tecnico sembra proprio mancare l'aspetto caratteriale e mentale. Poi chiaro, forse avremmo fatto tutti qualche scelta leggermente diversa, perché vedere una mediana con Lovric e De Kellenkamp quando Pagero ti dà un certo tipo di equilibrio ha fatto tutti un po' strano, esattamente come è bello sperimentare a Tani un nuovo ruolo, ma è anche vero che è il quarto ruolo che fa, quindi forse qualcosina da questo punto di vista, non so se concordi, ma Runjic potrebbe registrarlo, al di là del fatto che in primis sono ritrovate le motivazioni. Sì, sinceramente penso che questo continuo cambio di modulo non giovi anche mentalmente alle idee della squadra, perché sembrano in balia, insomma, di questi repentini cambiamenti che non danno un ordine preciso, perché di settimana in settimana si rischia di cambiare. È chiaro che qualitativamente l'assenza di Toven si fa sentire, pesa sempre di più. Va detto che però non possiamo avere l'ambizione di diventare grandi se dipendiamo da un singolo giocatore. Oggi gli altri giocatori che avrebbero dovuto mettere qualità, penso a Lovric, penso a De Kellenkamp, sono forse quelli che sono risultati peggiori in campo perché non sono stati lucidi, non hanno offerto soprattutto la propria lucidità al servizio dei compagni. Lucca, è vero, ha ricevuto pochi palloni, sinceramente non mi è piaciuto però anche a livello personale di squadra, perché non è stato un giocatore in grado di far girare la squadra anche spalle alla porta, di conseguenza questo è un po' ciò che è mancato. Una volta su tutte le corsie laterali sono venute a mancare, quindi è vero, male Lucca, ma se non gli mette dei palloni invitanti al centro poco può fare. Sottolineo forse il giocatore che mi è piaciuto di più, almeno dal punto di vista caratteriale, perché comunque tatticamente ha fatto fatica così come tutti gli altri, sottolineo Castrom, perché anche con un paio di pressing forsennati, no, e altissime, e anche con la gestualità verso i propri compagni è sembrato l'unico
se non il solo, a suonare un po' la carica. Chiosa finale per motivazioni extracampo, perché sappiamo era una partita nel mirino anche per quanto è successo l'anno scorso con Maignan, e quindi c'era curiosità sulla reazione che avrebbe suscitato il suo ritorno ad Udine dopo quel che è accaduto l'anno scorso. Devo dire, stadio udinese e tifosi bianconeri che hanno portato avanti la loro protesta in un modo che ho trovato molto coerente e corretto, e devo dire bello l'applauso dopo il brutto botto. In tribuna stampa ci siamo anche spaventati abbastanza che ha partito il ragazzo, e soprattutto ho trovato molto belle le parole post gara di Conceição, che ha sottolineato l'applauso che allo stadio ha dato all'uomo Maignan quando è uscito con il trauma cranico, e spero che le parole di Conceição, che per una volta ha sottolineato il bello che accade a volte nel calcio, non solo il brutto, spero che chiudano un po' questo episodio, perché anche oggi è stato riaperto questo caso un po' troppo spesso. Spero che si sia detta la parola fine, augurando ovviamente a Maignan una pronta guarigione. Sta effettuando accertamenti, ma non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave. Detto questo, ci rivediamo post con le partite a Pasquetta per una bellissima gara alla mezza. Io già soffro un po' al pensiero. Andiamo a Torino a trovare il buon Paolo Vanoli. Sarà uno scontro direttissimo per il 10° posto, perché a questo punto i Granata, se l'Udinese continua così, diventano i principali candidati a chiudere la metà sinistra della classifica, e sinceramente io non la vedrei bene, non so tu. No, certo, l'obiettivo che ci resta è sicuramente quello, oltre a quota 50, ma che diciamo ha al suo interno anche la parte sinistra della classifica. Se mancano motivazioni, forse quella con il Torino, doveva essere già quella con il Genoa, spero lo sia quella con il Torino, la gara più importante, il vero scontro, l'unico scontro diretto dell'Udinese da qui alla fine. Speriamo insomma che nonostante queste 4 sconfitte di fila l'Udinese riesca a trovare la forza e anche le energie mentali per tornare all'Udinese di qualche settimana fa, con la speranza appunto di poter finire la stagione come l'abbiamo iniziato, almeno di non vanificare tutto quanto il buono che si è visto nella prima parte.